primo tempo di questa highlights è offerto da Fratelli Lucchiari, azienda di est di vendita e noleggio macchine e attrezzature per l'edilizia, e Alfonso Argeo, impianti elettrici. Palla a cercare Aloia, interviene però molto bene Vidoni. Allora c'è Tramonte che prolunga per Cola, buono però l'anticipo di Dominici che adesso può avanzare. C'è uno spiraglio per Marangon, Dominici infatti lo vede, Marangon stop, spara la porta, prova a girarsi. Ancora il 10, la mette in mezzo per Silenzi che colpisce, Paragalassi, ancora Silenzi, poi Tardivo. Con il destro sul fondo, prima chiamato del Cernis Muzzane. Perez Blanco, attaccato da Caporello. Allora Perez Blanco si rifugia indietro da Vidoni, che però ci pensa un po' troppo a questo rinvio, infatti Aloia recupera palla, stop di petto e fa avanzare i suoi. Poi con la coda del loco dà una palla spaziale per Barzon che si è autolanciato in aria, ancora Barzon che calcia. Blocca basso Tramonte. Palla in profondità a cercare Aloia che va sempre a sportellate con Vidoni e in qualche modo vince ancora questa volta il duello. Sta arrivando forte sul primo palo Caporello, Aloia la mette in mezzo per Caporello che non ci arriva. C'è però Diego Fornari dall'altra parte che stoppa, sistema e poi calcia! Primo gol con la maglia giallo-rossa di Diego Fornari e avanti l'Este 1-0. Serie di rimpalli e poi c'è Silenzi che prova a sistemare, a fare pulizia in aria. E adesso il Ciarlense riparte con coraggio e con forza, vuole provare a trovare questo pareggio. Dominici, l'uomo più attivo, che prova a strappare, a prendere il fondo, la mette in mezzo per Silenzi che non arriva. C'è Tardivo che col destro forte e potente trova il pareggio istantaneo del Ciarlense. E 1-1. Partita che si è accesa in maniera incredibile con il vantaggio di Fornari, poi il pareggio istantaneo di Tardivo. Ma adesso c'è ancora Ciarlense. Con Dominici, palla che non passa per Marangon, Dominici in qualche modo vince il rimpallo in area, Dominici va, Dominici calcia! Galassi! La smanazza, la manda in calcio d'angolo, paratona di Matteo Galassi. Tardivo, palla che non passa per Benomio perché ha capito tutto dal lago. Adesso va a partire il contropiede per l'est con Barzone che si autolancia. Sta arrivando forte Pegoraro basso, a destra c'è Cola. Barzone però ci pensa, vuole andare in proprio ancora, Sterza va col suo sinistro, para basso che smanaccia e manda in calcio d'angolo per l'Este. Il secondo tempo di questa highlights è offerto da Mada SRL, azienda di est specializzata in directional drilling e TM costruzioni dal 1983, artefici d'imprese. Maniero. Prova il dai e vai con Silenzi che non la colpisce bene, allora recupera Pegoraro che adesso si prova ad autolanciare con un cost to cost come un 100metrista qui Pegoraro, a destra sta arrivando forte come un cacciacola, a sinistra c'è Barzon, Pegoraro va proprio da Barzon che calcia, si autoimmola in qualche modo Perez Blanco, poi arriva Barzone che si tiene stretta a questa rimessa laterale. Maniero, Gaspardo per Perez Blanco che avanza lui. Si è mosso dall'altra parte Silenzi, interviene però molto bene Giacomazzi di testa, stop di petto di Gaspardo che calcia, palla deviata, Galassi la manda in calcio d'angolo, ma che traiettoria aveva preso questa palla. Dominici torna dall'altra parte, 4 minuti di recupero intanto dettati adesso, allora il Ciarlense ci prova. Si è mosso dall'altra parte Aliu, eccolo servito, controlla male c'è Giacomazzi, poi Benomio vince questo rimpallo, Benomio calcia e Galassi si distende, la manda in calcio d'angolo e adesso tutti in the box, tutte le torri in mezzo per il Ciarlense, palla sul secondo palo dove colpisce Marangon, occasione gigante per il Ciarlense.